girare fango la gente è facile, si fa numeri, si mettono i giornali, si rovinano le vite. La nostra spero di no. Mi spiace appunto ovviamente per i miei amici, per Stefano, per la gente che si fida di me. Continuate a fidarvi perché sono una persona onesta. È la prima apparizione pubblica di Luigi Brugnaro dopo l'inchiesta giudiziaria che 3 giorni fa ha travolto il comune di Venezia. Più volte invocato dalle opposizioni nell'infuocato consiglio comunale del 17 luglio a Cafarsetti, il sindaco ha presieduto il consiglio della città metropolitana, l'ex provincia di Venezia. A Cacorner l'atmosfera è diametralmente opposta rispetto a Cafarsetti qualche giorno prima. Nessuna contestazione, anzi i banchi dell'opposizione rimangono addirittura vuoti. Brugnaro parla quindi per la prima volta in pubblico dall'inizio dell'indagine davanti ai suoi consiglieri di maggioranza. Non avrei mai pensato un'opposizione che senza neanche voleva che andassi in consiglio a discutere, ma hanno già deciso che devo venire, hanno già deciso. E io dovrei prendere il voto democratico e mettere in mano a questa gente, con le agende che decidevano loro, i tempi che decidevano loro. Via Crucis, a Croce, speriamo che anche Croce Fisa, io spererei che il finale sia un po' diverso, però questa gente che grida Barabba, vi ricordate? Chi volete liberare? Gesù o Barabba? Barabba. Poi se l'appetito vedi domani, però è sparito tutti, non c'era mai uno che ha alzato la mano. Chi è che ha detto Barabba quella volta? Non si sa. La metafora evangelica utilizzata dal sindaco diventerà poco dopo oggetto di polemica da parte delle opposizioni. Da parte mia so di avere la coscienza pulitissima, pulita, e che sia un galantuomo, lo dimostrerò nelle aule di giustizia o nelle sedi opportune. Le questioni sono sempre le stesse, sono dal 2015 che lo dicono, la proprietà di Billy, la gestione del trust, il Palazzo Papadopoli è stato aggiunto, cosa a cui io non sono assolutamente nulla, nel senso che abbiamo deciso di venderlo, quelle procedure non ho già pari idea perché ho detto soltanto dobbiamo venderlo e ne faccio un titolo di orgoglio, ho venduto roba a Rosegotti, detti così a quel tempo, di cose che non si riuscivano a vendere, perché poi con quei soldi abbiamo utilizzati nel bilancio del comune, insomma. Brugnaro rivendica il lavoro svolto in 9 anni di amministrazione fino all'ultimo voto in consiglio comunale per il recupero dell'area dell'ex Umberto I, il cosiddetto buco di Mestre. Poco dopo Brugnaro apparirà anche a Cafarsetti per tracciare un bilancio del contributo d'accesso, quindi la sera l'inaugurazione del ponte votivo del Redentore. Oggi voglio del ponte votivo, no? Farò la mia via Crucis, perché esiste nella vita, esistono dei momenti in cui devi rispondere. Sapevo benissimo che il ruolo era complicato, eccetera. Non pensavo di dover avere queste amarezze, questa proprio non pensavo di poterla avere per una persona onesta, è un grave, cioè è un colpo che non auguro a nessuno, davvero a nessuno, neanche ai signori che non ci sono.